abbiamo pensato alla celebrazione dei 50 anni, la mia prima preoccupazione era quello che poteva essere il ricordo, quello che poteva essere un patrimonio storico potesse essere dimenticato. E quindi da parte mia e insieme ai miei collaboratori abbiamo cercato di pensare innanzitutto a questa mostra fotografica che raccontasse le 10 legislature attraverso delle immagini. E in questa operazione, devo dire che è stata un'operazione molto complessa, molto faticosa anche, perché abbiamo dovuto aprire archivi che grazie al cielo avevamo, che erano stati raccolti dall'ufficio stampa nel corso di tanti anni. Siamo riusciti a, come dire, a trovare quel giusto materiale per raccontare i fatti principali di questo evento. L'obiettivo primario è stato quello di rendere omaggio, come ho detto stamattina, a personaggi politici, a dirigenti molti dei quali non ci sono più, che hanno fatto la storia di questa regione. Scorrendo le immagini si rimane quasi impressionati da vedere la quantità di persone anche illustri che hanno attraversato i saloni di questi palazzi. Ed era secondo me importante, soprattutto per le persone che sono rimaste, di rinverdire questo ricordo, mentre per le future generazioni quello di cercare attraverso l'immagine la curiosità di scoprire chi fossero queste persone. Quindi questa operazione è stata un'operazione che poi è stata accompagnata anche dalla linea del tempo, che è stata volutamente, voluta da noi, linea del tempo che, scorre attraverso i pannelli, tutti i pannelli, della storia d'Italia e della storia del mondo. Quindi sicuramente questa mostra non è solo autocelebrativa, ma direi anche didattica, perché attraverso lo scorrere dei pannelli vedi anche la storia di epoche che si sono succedute con fatti a volte anche molto gravi. Io penso solo all'epoca del terrorismo, all'epoca dei cosiddetti anni di piombo, che hanno proprio pesantemente condizionato la società italiana, ma anche la società regionale. Che mi ha colpito di più sicuramente è stata la quinta legislatura, cioè quella della crisi istituzionale maggiore che ha avuto la regione con Tangentopoli, con i vari arresti che avvenivano anche in palazzo, con una delegittimazione di una classe politica e un annullamento di quelle che erano le forze politiche che avevano governato dal dopoguerra in poi. E quindi avvertivamo un senso di smarrimento, un senso di, come posso dire, di incertezza, non si capiva neanche cosa poteva essere il futuro. Io sono stato in un certo senso da un lato colpito, da un lato contento che questa mostra renda omaggio a quelle vittime soprattutto vittime del territorio, vittime venete, che oggi portano i nomi di strade, portano i nomi di palazzetti dello sport, di piazze, e quindi l'idea che noi li ricordiamo, ma che li facciamo ricordare, li facciamo conoscere cosa è successo in quegli anni, io credo che sia un fatto veramente molto importante. Se pensa a un'istantanea, se chiude gli occhi e pensa a un volto. Io credo, anche perché ci ho lavorato assieme, Carlo Alberto Tesserin.
perché è stato un uomo ed è un uomo di grande impegno, di grande passione politica, che ha saputo interpretare tutti i ruoli con grande impegno nei quali è stato chiamato. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui i primi 3 anni in prima commissione, ho imparato tantissime cose. Poi l'ho visto nel resto della sua evolversi, della sua carriera politica, e sempre ho apprezzato in lui quella partecipazione diretta, quella partecipazione, quel senso molto forte delle istituzioni, quasi che era un compito che apparteneva a lui e che doveva portare a casa. E così come adesso lo vedo come primo procuratore di Venezia, quello che sta facendo per l'area marciana, per la Basilica di San Marco. Il Veneto fra 10 anni. Ma è un po', credo, cambiato tutto e sta cambiando tutto. Diciamo che in questo ultimo periodo io sono rimasto molto colpito innanzitutto dalla tecnologia, dall'informatica, dalla velocizzazione in cui si rendono possibili, diciamo, i contatti con le persone, e quindi quello che ho notato, io parlo intanto dal punto di vista amministrativo, burocratico. Tu devi fare sempre una cosa, non per il giorno dopo, ma per il giorno prima. Cioè devi avere una velocità di pensiero, perché il pensiero e la velocità che ti chiedono va velocissimo, e quindi tu devi correre con queste idee. Me l'ha insegnato questa emergenza Covid, dove abbiamo dovuto mettere nel giro di 24 ore le persone tutte a casa con lo smart working. Abbiamo dovuto inventarci delle nuove procedure per rendere possibile le riunioni del Consiglio regionale, ma eravamo stati anche preparati prima con l'acqua granda, quindi dover gestire delle emergenze continue. Ecco, io credo che noi dovremo aspettarci per il futuro sempre più di essere sul pezzo, essere pronti, ma soprattutto io mi auguro che sia la classe amministrativa, ma anche la classe politica deve essere molto forte a, come dire, gestire e soprattutto a sopportare eventi come questi. In questo viaggio io ho avuto la grande opportunità, il grande privilegio di lavorare con delle persone, dei colleghi, dei collaboratori straordinari. La prima vorrei dire Nicoletta Martorana, che ha una capacità di ricerca, ma anche una passione, vorrei dire, una passione proprio nel cercare documenti, di cercare anche soluzioni anche Poi c'è sicuramente Antonio Franzina, che è stato anche lui un grande supporto, perché Antonio, in fin dei conti, anche lui ha una visione molto globale delle cose, e quindi grazie a lui che a un certo punto si è anche voluto questa mostra avesse anche questo legame con questa linea del tempo. Poi devo ringraziare sicuramente Graziano Ramina e Elisa Ferrari, che sono stati i grafici che hanno permesso di fare questo lavoro notevole, di grande studio grafico e di grande impaginazione. È venuto un catalogo veramente molto bello, devo dire. Ecco. E poi mi sento di ringraziare tutta la squadra di Palazzo Ferfini, come ho detto stamattina, perché è una squadra che lavora, è molto coesa e capisce
il messaggio che dà a volte il segretario generale. Io non ho mai alzato la voce, loro hanno capito l'importanza dell'evento ed erano tutti sul pezzo, e anche di fronte a delle emergenze che ci sono state tra ieri e oggi l'hanno risolto in modo splendido. Quindi va anche a loro un grazie, perché sono stati veramente bravi, anche perché spettava loro poi anche, come dire, di mettere il contorno alla festa, e il contorno devo dire che è riuscito molto bene.